del giornale. Ora il biglietto dell'autobus urbano a Padova costa 1100 lire e il caffè ormai si stenta a trovarlo a 1100 lire, dappertutto a 1200 e i giornali da molto tempo sono a 1200. Beh, allora se si rimanesse in questo ambito Siamo in questo anche... ambito, non è ipotizzato un aumento straordinario delle tariffe. Ci sarà un aumento delle tariffe pianificato al 1° gennaio di ogni anno, come è previsto dal piano di risanamento preparato dall'azienda e approvato dal Consiglio Comunale. Ma sarà sempre un aumento contenuto, grosso modo a livello dell'inflazione, tenuto conto che prima per 2 anni e mezzo il biglietto era rimasto fermo. Sentiamo la prossima telefonata e che Dio ce la mandi buona. Sentiamo, pronto? Sì, pronto? Sì. Pronto? Sì. Pronto? Sì, la sentiamo, prego. Sì. Allora, 2 cose, una per il vicepresidente Ongaro e una eventualmente per il presidente Malesani. L'inizio della fine dell'ATP è stato quando questa azienda è andata a acquistare cose che secondo me non era di sua pertinenza, nel senso che non era pubblicizzante, ma erano cose optional, comprare, tanto per capirsi, la City, la Satto, la Satti, con soldi sui che non avevano, per cui indebitarsi con alti interessi, e questo secondo me era l'inizio della fine. Poi altre cose sono assolutamente mal gestite e credo che qualcuno poi dovrebbe anche rispondere in questo senso. Ecco, con tutto ciò forse non è nemmeno l'ultima in Italia, non è la peggiore, direi che è la prima fallita, ma insomma se andiamo un po' più giù altre dovrebbero dovuto fallire molto prima. La seconda è questa: tutti i comuni limitrofi hanno preteso il bus arancione, da Albignasio, Ponte San Nicolò, Selvazzano, e tutti questi paesi avevano forse 100 pullman, perché Ponte San Nicolò credo sia 100 pullman da TP al giorno, Albignasio altrettanti, per cui non c'è stato un minimo tentativo di dire beh va bene, vediamo quali sono le esigenze, le ore di punta, sovrapponiamo chilometri a chilometri e poi ci si lamenta che le aziende falliscono. È chiaro che falliscono in queste condizioni, si acquista cose impertinenti, si sovrappone concorrenze sleali e stupide, addirittura ridicole in qualche caso, perché la necessità. E poi ho capito anche, è vero che il pullman extraurbano non può fare tutte le fermate, ma si può anche prevedere che se uno completa Albignasio può fare 2 o 3 fermate, la maggioranza degli utenti di Albignasio mica vanno in tutte le fermate, lo fa la CTV di Venezia, quelli che vengono dalla periferia o dall'extraurbano fanno 2 o 3 fermate in centro, non è che le fanno tutte. Ecco, si può trovare una soluzione di questo tipo. Se si è lasciato fallire, se mandato, e in queste condizioni sono 20.000, 30.000 utenti che si arrangiano senza pensare, poi 500 persone, che le famiglie sono sull'asse. Ecco, la ringrazio, vorrei sentire la risposta della televisione. Grazie. La ringraziamo, avete visto che le persone seguono da vicino le varie vicende di quanto succede e di quanto succede in città. Però prima c'è lo stacco pubblicitario e poi risponderemo. Primo piano, calzature. Primo piano. Calzature Primo Piano by Pittarello. A Padova, nel centro commerciale Giotto. Obiettivo: qualità. Alderino, maestro acconciatore per uomo e donna, presenta il centro bellezza. In un solo punto tutto quello che ti serve per essere sempre al meglio. Dal taglio più alla moda, studiato appositamente per te e il tuo volto, ai prodotti per il corpo, i capelli, l'estetica. Una profumeria con le migliori firme. Prodotti anche naturali in sintonia con il tuo modo di essere. E tanta bigiotteria. La migliore. Non ti resta altro che venirci a trovare, anche per avere delle informazioni sui nostri servizi. Alderino, via Annibale da Bassano 7, Padova, telefono 049 60 96 22. Carrozzeria Serenissima, arte e tecnologia della sapiente di preparare il pesce nelle sue espressioni più raffinate. Trattoria alla botta, un servizio particolare,
ampi ed eleganti locali dove degustare il pesce e la cucina tradizionale. Trattoria alla Botta, Piove di Sacco. Telefono 049 58 40 827. A Padova il centro di dimagrimento veramente efficace è T-Modella, Corso del Popolo 16, telefono 87 62 545. Infatti, solo al T-Modella di Padova, il centro di dimagrimento localizzato per uomo e donna, avrai il tuo corpo pensato, voluto ed ottenuto. In un ambiente confortevole, dimagrimento ed estetica sono la parola d'ordine per il T-Modella Club. Attenzione, il T-Modella Club vi invita ad una consulenza gratuita e se andate a nome nostro avete anche una seduta per una lampada abbronzante gratuita. T-Modella Club a Padova, Corso del Popolo 16, telefono 87 62. Rieccoci con voi, sempre con botta e risposta. Avevamo due domande in sospeso, ma prima vorrei terminare la mia domanda, quella che avevo fatto in precedenza ad Ongaro, e cioè la guerra fra poveri, fra autisti o ex autisti, diciamo, della TP che bloccano gli autobus dell'H. Sì, io avevo accennato prima a questa apparente assurdità che esiste nel nostro sistema, per cui un lavoratore delle aziende di trasporto non ha nessun tipo di ammortizzatore sociale, non ha cassa integrazione quando viene licenziato, perché la legislazione attuale non prevede il licenziamento di questi lavoratori. Questo comporta che per i lavoratori dell'ATP si sia passati da un periodo di tempo in cui l'azienda in crisi, tra l'altro non ha neanche erogato con una certa continuità gli stipendi, si è passati al licenziamento senza ancora avere l'indennità di fine rapporto e quindi all'assenza di qualsiasi retribuzione. Questo ha esasperato gli animi, indubbiamente. Ecco, io direi che però questo non giustifica, non può giustificare il fatto che si contrapponga la legittima protesta dei lavoratori con le legittime esigenze degli altri utenti e degli altri lavoratori. Che sono di solito lavoratori. Che sono persone che hanno più o meno gli stessi problemi, direi, dal punto di vista forse non economico, ma chi usufruisce del trasporto pubblico è una categoria sostanzialmente protetta, in quanto sappiamo che sono categorie deboli della società, gli studenti, quelle fasce sociali che non hanno alternative. Ecco, su questi direi elementi di conflittualità evidentemente sono stati scelti gli obiettivi sbagliati. Mi pare che adesso ci siamo abbastanza capiti, avremo dei servizi di supporto, ma proprio di supporto, che partiranno anche nei prossimi giorni. Mi pare che l'atteggiamento da parte dei lavoratori sia un atteggiamento positivo. Credo che ora più che mai bisogna rilanciare il trasporto pubblico. Quanto più la gente si disaffeziona al trasporto pubblico, che copre sì e no il 20% di un'utenza potenziale, tanto più evidentemente poi raggiungeremo anche i benefici all'interno di un'azienda che abbia questo tipo di compiti. Quindi si tratta di rilanciare un'immagine e rilanciare un trasporto che se no altrimenti rischia di partire da una situazione di degrado eccessivo, per cui nessuna azienda partirebbe. Bene, c'è la domanda del telespettatore. Della fine dell'ATP. L'inizio della fine effettivamente comincia all'intorno al 1986, 85-86 l'inizio. Ci sono delle acquisizioni improprie, probabilmente. Direi che su questo si sta interessando attivamente la magistratura. Il giudizio che io posso dare politicamente sulla vicenda ATP è un giudizio che è legato a una parte che politicamente si è espressa più volte in maniera critica sulla gestione di questa azienda di trasporto pubblico.
molto meglio di noi, molto meglio di me, ne parlerà la magistratura di queste cose, perché evidentemente la questione del fallimento di un'azienda che non era tra le ultime d'Italia, il deficit di quell'azienda non era particolarmente grave, però il momento di passaggio è anche il momento traumatico che implica un fallimento consegna nelle mani del magistrato la gestione intera dell'azienda, e su questo stanno valutando, quindi si ravviseranno anche le ipotesi di reato e gli eventuali addebiti. Quindi è giusto finalmente che qualcuno debba rispondere ed avere delle responsabilità nei confronti proprio dei cittadini per la mala gestione? Certo, io direi che non bisogna aspettare che un'azienda fallisca perché qualcuno abbia delle responsabilità. Si doveva provvedere prima? Sì, probabilmente già da prima si doveva intervenire chirurgicamente in modo tale da separare quelle aree che stavano pesando sull'azienda in maniera impropria. Ecco. Su questo anche le scelte sbagliate. Io vorrei riallacciarmi leggermente a un discorso che prima veniva fatto dal Presidente dell'ACAP. Io non giudico negativamente, non posso neanche fare accomunare complessivamente tutte le vicende che sono esistite all'interno delle aziende pubbliche come presenze all'interno dei consigli di amministrazione. Diciamo che ci sono stati e ci sono tuttora delle commistioni tra pubblico e gestione aziendale che indubbiamente pesano sull'azienda. Allora, dove questi ci sono e sono forti, causano dei guasti e dei danni che poi alla fine paga la comunità. Dove queste cose non ci sono perché l'amministratore riesce a resistere alle pressioni politiche, indubbiamente le cose vanno meglio, cioè si riesce ad avere un'azienda che risponde dal punto di vista anche economico in maniera migliore rispetto a quelle di servizio ai cittadini. La domanda Io volevo rispondere a quella domanda invece del fatto che i cittadini dei comuni contermini amano l'autobus arancio. No? Ecco, certamente esiste una disparità di trattamento da questo punto di vista fra alcuni comuni contermini e gli altri. Però bisogna vedere qual è la situazione topografica di Padova e del suo hinterland. Il fatto vero è che il comune di Padova copre un'estensione territoriale che è troppo stretta. La realtà è, e non è uno slogan politico per avere voti, è che esiste un agglomerato sostanzialmente urbano di Padova che va molto al di là del comune di Padova e che copre tutti i comuni della cintura. Allora è certamente secondo me stata in passato una scelta avveduta quella di integrare, e poi si parla di integrazione fra aziende diverse e poi anche invece ci si lagna perché una delle due, quella urbana, invade il territorio dei comuni contermini, che intendiamoci, fra un cittadino residente nel comune di Padova e uno residente nel comune di Cadoneghe è solo una scelta di vita, o possibilità o impossibilità, o di prezzo delle abitazioni o di altro, anche a volte proprio una scelta di vita per vivere più all'aperto, ma non c'è sostanziale differenza. Ormai non c'è lo stacco netto dalla città alla periferia. Esatto. Allora, quello che temo io invece è che in passato, sia pure facendo le cose sostanzialmente in modo abbastanza corretto, non ci sia stata una vera pianificazione. Allora il problema posto da chi ci ha posto la domanda di sapere se c'è stata una interferenza, una concorrenza quasi fra le due aziende, in qualche caso qualche cosa c'è stato, perché non si è mai pianificato bene che se devono coesistere due aziende bisogna che sia ben pianificato qual è il territorio centrale rispetto a quello della provincia, riservato al traffico urbano, e al di fuori provvede quello extraurbano. Se invece si pensa, come molti hanno detto anche questa sera, hanno chiesto questa sera, di far fermare anche i mezzi dell'ATP o di quello che sarà l'azienda extraurbana per molte fermate urbane, questa è la maniera precisa con la quale si mettono in concorrenza le aziende, portando un danno a tutte e due. La verità è questa. Occorre che i politici si mettano in testa, e questo invece è un punto da richiamare, secondo me, si mettano in testa di fare il loro mestiere, che è quello di mediare, la politica è mediazione fra le opposte esigenze, ma poi scegliere
Io mi scandalizzo personalmente non tanto per scelte mal fatte, quanto per la mancanza di scelte. Questo è il grave difetto. Il mestiere dei politici è di scegliere. Se non scelgono, hanno sbagliato in pieno, in ogni caso. È molto meno peggio, secondo me, fare una scelta sbagliata e poi avere però l'onestà di riconoscere l'errore e saper tornare indietro, che non di pagarne sì, le conseguenze. evidentemente se è errore grave, ma è molto peggiore e molto più diffusa il fatto che i politici non scelgano. Bene, sentiamo adesso, c'è una telefonata. Pronto? Sta arrivando perché altrimenti io pongo le domande, mi stanno dicendo di aspettare un momento, sentire chi. Magari io continuo a porre domande e poi rimangono in sospeso. Vediamo adesso se mi arriva. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Sono un utente dell'ACAP e volevo fare a parte che ho seguito sia problemi dell'ATP, ma in quanto utente dell'ACAP sto seguendo quelli esclusivamente dell'ACAP. Che si riflettono anche sull'ACAP purtroppo. Ovviamente. Io dico, le scelte dell'ACAP all'interno dell'azienda che sta facendo in questo momento, che sta parlando di sistema nuovo di lavoro, non sono proprio un utente, sto bluffando un po'. Dico, io sento parlare tanto di tutto fuorché di catturare l'utenza. Mi sto dando l'impressione che si stia parlando di managerialità di aziende, di sistema nuovo di produrre le aziende, però non si sta parlando mai di come si deve recuperare utenza. La parola utenza è una parola strana, una parola che non esiste. È questo che volevo dire io solamente. Grazie. È molto intelligente questa domanda. Sì, cioè, la risposta è anche precisa. No, sono in grado di rispondere perfettamente. No, volevo dire che praticamente è come i commercianti che cercano di adescare i clienti con la pubblicità o invogliandoli, lo stesso dovreste fare voi. È un suggerimento interessante. Il nostro gentile ascoltatore ha posto una domanda intelligente ma denota una mancanza di informazione. Certo, quando si tratta coi sindacati bisogna trattare di quelle cose per le quali servono i sindacati. Ognuno deve fare il suo mestiere. I sindacati non possono invadere il ruolo dei partiti, né i partiti il ruolo degli amministratori, eccetera. Le commistioni sono sempre sbagliate e sempre dannose. Nelle trattative con i sindacati di quelle cose che riguardano i sindacati. Non è vero che non sia stato fatto niente per catturare l'utenza. Dall'inizio di quest'anno abbiamo istituito gli abbonamenti di durata, tutti i tipi di abbonamento, di durata bimestrale e trimestrale, che vengono a costare meno degli altri. Ci sono dei prezzi ridotti per questi, in particolare con l'aumento del 10% che c'è stato all'inizio di quest'anno su tutti gli abbonamenti, chi passa dall'abbonamento mensile a quello bimestrale, che dura 2 mesi, lo paga ancora esattamente alla tariffa che c'era in vigore nel 1992. Questo per tutti? Anche per gli studenti? Quelli di studenti, quelli di lavoratori, quelli ordinari, tutti i tipi di abbonamenti. Abbiamo anche istituito il carnet di 11 biglietti, prendi 11 e paghi 10. No, anche questo viene incontro all'esigenza degli utenti. Non è vero che non abbiamo fatto delle cose. Avete mandato a casa tutti? Esatto, è il secondo anno che abbiamo mandato a casa gli orari, la guida, i servizi di trasporto, l'abbiamo mandato a casa. Non sono cose certamente eccezionali, però ogni cosa costa naturalmente, però sappiamo che qualcosa dobbiamo fare. Con questo non voglio dire assolutamente che siamo a posto e che abbiamo fatto esattamente tutto quello che dovevamo fare, però ci stiamo muovendo in questa direzione. Dice il nostro ascoltatore che non ne parliamo abbastanza, ma io credo che il compito di un'azienda non sia quello di parlare, sia quello di farle le cose. Qualche cosa è stato fatto. Bisogna anche pubblicizzarle però. Questo è anche vero, però mi sembrerebbe stravagante fare la pubblicità, non so che bella là. E dopo la gente si lagna, cioè, no? Lasciamo che siano anche perché sono stata la prima, io mi pare, quando l'ho incontrata, che mi sono lamentata e che ho contestato quella pubblicizzazione sui giornali, no? Dove diceva che bisognava andare sull'ACAP, così c'era una pagina con la pubblicità dell'ACAP, e lei mi ha detto che non costava niente.
No? Beh, non costa niente, nel senso che c'è un contratto con un'agenzia pubblicitaria che il costo comunque glielo diamo, non c'è un costo marginale aggiuntivo, ma un costo c'è comunque, si capisce. Comunque non in questo senso dicevo pubblicizzare, bensì informare. Informare sì. E probabilmente qui ha ragione, dobbiamo essere più attenti a dare informazioni più puntuali, più tempestive. Questo probabilmente sì. Bene, c'è un ultimo stacco di pubblicità e poi torniamo con voi.